presenteremo le idee di programma. Presenteremo l'idea di un partito democratico che sui temi del lavoro, dei lavori, dell'impresa, della sanità, della scuola, dell'ambiente, vuole provare a dire qualcosa di importante. E però, ripeto, se divento segretario lo faremo con un nuovo gruppo dirigente, perché è giusto che dopo tante sconfitte si abbia anche, con grande umiltà e rispetto per tutti, la forza di cambiare. E se qualcuno che da tantissimi anni sta in Parlamento, ininterrottamente, o al governo, o nel gruppo dirigente nazionale, se per una volta gli chiediamo di andare in panchina, io credo non si debba neanche chiedere scusa, perché tanti di voi presenti anche stasera hanno sempre dato una mano a noi e non avete mai chiesto niente in cambio. E quindi o la militanza politica la torniamo ad interpretare soprattutto così, oppure rischiamo veramente di rimanere in pochi. Grazie per quello che state facendo per me. Io cercherò di mettercela tutta sperando di esserne all'altezza, però è una sfida collettiva. Se vuoi andare veloce vai da solo, però se vuoi andare lontano bisogna andarci insieme ad altri. Ci vedremo il 4 a Varese, spero il 28 e il 29 tanti di voi a Milano, ma il 4 vengo volentieri lì, come sono venuto ogni volta che mi avete chiamato per le elezioni amministrative o per venire a presentare il libro. Grazie di cuore.